Salutiamo. No, c'è un errore. Salutate. No, l'amico Pippo non lo può salutare così. Io così l'amico Pippo lo deve salutare così. No, io saluto così. Vabbè. Uno col suo. Allora, come va? Avete visto che è bravo questo? Sì. Mamma mia. Ma è ricoverato o è libero? No, ma l'ha visto quello sa perché è così. Forse deve farlo lei questa prova nella scatola e dimagrisce tutto. Sì, mi sputto su tipo scolapasta. Potrebbe darsi. Mago, gli do una mano io. Ma mi volete più estremo? Sì, Mi chiamate... ecco, vuole che le faccia un gioco? qualcosa di estremo, vediamo. Questo è estremissimo. Facciamo qualcosa di estremo. No, sì, il coltello. No, scusate. Glielo faccio con le carte io. Ma è estremo, sì, glielo faccio lei. Allora, mi dica stop quando vuole. Ma in fondo... Non voglio dirlo, se lei mi ha detto quando vuole, lo dico quando voglio. Allora... Sono giochi prezzolati questi, sono giochi prezzolati. Presentatore... Qua, dopo il 4 io prendo la carta, la guardi, la faccia vedere a tutti. La carta ovviamente. Io non l'ho vista. Aspetti, ora gliela faccio vedere, appena che abbiamo l'inquadratura. Io non guardo. Lei non guardi i monitor, Mago! Allora, L'ha vista. Dove la metto? la metto dove vuole. La carta. La carta in tasca? sempre. No, nel mazzo. Posso mischiare? Mischi le carte. Posso mischiare? Mi si cacciamo una spruzzata di DDT. No, ma... Ecco fatto. Allora, le faccio un gioco estremo, ovvero non sarò io a prendere la carta, ma la carta a venire da noi. Rischierà la vita la carta. Vada. Sono un po' bagnato. Vada. Lo percepisco che c'è un odore d'alcol qui. Ho le carte bagnate, signor presentatore, non so La colpa è di questo scemo. Allora, guarda, è estremo, perché è la carta a rischiare la vita ed uscire da questo mazzo. Sì. Forse. Speriamo. Perché bagnate? Ci ha pensato un gioco. Ci provo. Questo è il bello della diretta. Signori, una carta è uscita. Speriamo che lei... Andiamo, chi mi segue? Vediamola. Ha rischiato la vita nel mazzo. Leonardo, Sì, vabbè. Intanto io ho ricordi antichi. Pippo. Che carta aveva scelto? Io avevo scelto... Prima tagliamo la parte che è sbagliata. Scusate, ma chi accende la televisione in questo momento? Mauro, stacca sull'altra. Proprio accendo la televisione in questo istante. Mi pare un grosso e ci vedono messi così. Ma che possono pensare? Prima la vediamo noi. Giriamola. 1, 2. Vai! È riuscito! Presentatore. Tanto auguroni. Complimenti. Mago, lei è proprio bravo. Noi così ci salutiamo. Grazie a voi. Io vado da Roberta Curatolo, che si dice di noi su Facebook. Roberta. Scrivono sempre in tantissimi, hanno scritto proprio a proposito dell'illusionismo estremo, dicono siamo curiosissimi di vedere Carmelo Caccamo dentro la scatola del nostro Fakiro. Anche noi, vedi Carmelo Ria. Abbiamo una pagina ufficiale che è Telecolorissimi. Sono uscite e sono completo.it. Andatelo a visitare. E noi così su questo applauso ci salutiamo. Io vado appresso ai fili dalla nostra band. Se vi abbiamo fatto compagnia in maniera giusta questa sera, vi ricordo che noi domani sera saremo sempre in vostra compagnia, sempre con i grandi colori di Telecolorissimi, e io sempre più senza voce. Questa è una grande fatica per me, però è un grande piacere condividere con voi questi colori, queste emozioni, questo divertimento, e soprattutto è un grande piacere condividerlo con questo pubblico fenomenale che abbiamo qui alla Terrazza Ulisse. Allora seguiteci, i nostri siti, seguiteci su Facebook, e soprattutto domani sera, mercoledì alle 23:30 su Telecolor ci siamo noi, c'è Telecolorissimi. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, cercando un chioscuro, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti
sembra niente il sole, la vita, l'amore.